Nuovi spiragli nella battaglia dei comuni ladini per la riunificazione della Ladinia storica. Ad aiutare Cortina, Livinallongo e Colle Santa Lucia è arrivato il neopresidente della provincia di Bolzano, Arno Compaccer, che a poche ore dalla sua elezione ha affermato di voler portare Cortina in Alto Adige. Un'affermazione in linea con quella del suo predecessore Luis Trunvalder, da sempre sostenitore del passaggio dei comuni ladini, ma solo di quelli, a Bolzano. La notizia è stata accolta con interesse in Veneto, anche se con reazioni decisamente opposte. Duro il presidente della regione Luca Zaia. Un'inutile provocazione, fa solo il bullo con prove muscolari. Noi allora chiederemo l'integrazione di tutto il Veneto e il Trentino Alto Adige. Soddisfatto invece il segretario bellunese della Lega Nord. Mi auguro che questa dichiarazione possa aprire un ulteriore fronte di dialogo e che il neopresidente inizi a collaborare su progetti che interessino anche il nostro territorio, commenta Diego Vello. Apertura al passaggio anche dal PDLino Dario Bond. Se vogliamo essere onesti e riconoscere i principi di autodeterminazione dei popoli basati non su rivendicazioni economiche ma basati sulla storia, dobbiamo riconoscere a queste genti la possibilità di passare con la provincia autonoma di Bolzano. Critico invece Sergio Reolon. Non esiste che Cortina possa andare con Bolzano e tutti gli altri comuni cui si è fatto il referendum invece devono rimanere di qua. O passano tutti, ma quando dico tutti intendo dire passa tutta la provincia o non passa nessuno. Bolzano dovrebbe invece dare una mano a far sì che a livello nazionale si recepisca la necessità che la provincia di Belluno diventi una provincia simile alle province di Trento e di Bolzano, una provincia autonoma come loro. E poi, se si vorrà, insieme si potrà fare la regione dolomitica. Il Consiglio regionale lo scorso febbraio ha dato il via libera a tutti i comuni referendari del Veneto. Ora la palla passa a Roma e il momento è quello giusto. I tempi sono maturi perché ci sarà comunque nel futuro prossimo di questo Parlamento, del Senato e della Camera dei Deputati una sorta di rivisitazione dei confini e anche delle possibilità di passare da una provincia o da una regione all'altra.